Allora, voglio precisare che lo sbaglio è stato fatto da me in persona perché ho scritto un orario di appuntamento invece che l'altro, quindi ragazzi, qualcuno si è presentato in ritardo e abbiamo dovuto iniziare in 6. Voglio intanto precisare una cosa, voglio al mister Damora del Peperino voglio chiedere scusa per averlo criticato di non aver aspettato l'inizio della gara, ma poi ho scoperto che erano gli arbitri a non voler aspettare più dei 15 minuti, al di là che loro avevano ragione, però si trattava di una partita delicata in zona playoff, quindi pensavo insomma di giocarcela alla pari 8 contro 8 aspettando il mio errore di orario, però questo non è stato possibile, quindi abbiamo iniziato in 6 subendo il primo gol, poi in 7 subendo il secondo e poi ecco, dimostrando che in 8 abbiamo giocato ad armi pari, abbiamo dimostrato di essere i più forti. E Ammassare a mezzo servizio purtroppo veniva da un allenamento già in piena febbre e quindi poi è stato acciaccato durante la partita, è dovuto uscire il nostro capocannoniere, però ecco, speriamo di averlo nella prossima gara. E, sì, diciamo che quando schieriamo la formazione tipo, come ho detto già l'altra volta contro la Goldbet, quando abbiamo tutti a servizio è difficile insomma battere questa Pisana. Sì, e diciamo, come ho detto prima, era stata una partita delicata perché loro erano 2 punti sotto a noi, quindi vincendo sarebbero sbalzati al terzo posto e mettendoci in crisi a noi. Purtroppo capisco il loro disappunto che trovandosi a giocare una partita dove potevano andare in terza posizione, adesso si ritrovano addirittura a giocare una partita contro la Roma se non erro, è andare fuori dai playoff, ma purtroppo questo è il calciotto. Volevo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno dimostrato, anche per un mio errore di orario, di giocare in 6 e giocarsela alla pari più o meno contro un Peperino sempre in crescita. L'abbiamo dimostrato anche contro l'Italia, sfiorando alla vittoria in 6. Quindi devo dedurre che questa squadra, se fosse stata al completo da inizio anno, almeno con 10-11 giocatori in tutte le partite, ma chiedo troppo, forse parliamo di un altro campionato per la Pisana. Niente, voglio fare i complimenti comunque al Peperino che, essendo una neopromossa, ha dato filo da torcere a molte squadre, ma voglio mettere anche in chiaro che questo campionato, questo vale anche per noi, che questo campionato non è lo stesso campionato di anni fa. La vera Serie A appartiene da qualche anno indietro, ecco, a qualche anno indietro, perché quest'anno diciamo non ci sono proprio squadre competitive come anni passati, ma solamente perché comunque ci sono dei vincoli con le squadre di calcio a 11, quindi non permettono di giocare a tutte le squadre i giocatori titolari e quant'altro, ecco.